Come vedete, anche oggi siamo in due. Io sono Jane. Io Don Paolo. Facciamo parte dell'equipe del Centro Diocesano Vocazioni e siamo qui insieme per accompagnarvi a domenica prossima 30 aprile, che sarà la 60ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Oggi, martedì 25 aprile, festa di San Marco Evangelista. Da subito invochiamo lo Spirito che ci guidi all'interno delle parole che la liturgia oggi ci dona. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. E in questa giornata speciale il Vangelo che ci accompagnerà è quello di Marco, capitolo 16, versetti dal 15 al 20. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagnano quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Ecco, in questo Vangelo di oggi da subito ci viene dato un invito. Andate e proclamate. Un invito bello, diretto. È questo invito che Gesù fa ai suoi discepoli. Dopo l'esperienza della Pasqua e del risorto, i discepoli ricevono da Gesù, nel momento della sua ascensione, questo mandato chiaro: andate. Nel Vangelo di ieri ci ha detto: datevi da fare. Oggi ci sprona nuovamente. E nel momento in cui il Signore ascende, crea uno spazio, se ne va. Ma se ne va dando questo comando e lascia uno spazio perché ogni persona, ogni discepoli, impegni la sua libertà con passi concreti e decisi nell'annuncio della salvezza possibile per tutti. Anche noi, ognuno di noi oggi, è chiamato a questo invito. Ci dice: andate, non state fermi. Tante volte anche Papa Francesco ha rivolto ai giovani e a chi lo ascolta: non state sul divano, state attenti alla divano felicità. Il Signore ci chiama ad un movimento fisico, ma non solo quello di alzarci e di camminare con le gambe, ma ci chiede un movimento del cuore, con coraggio e compassione, per proclamare appunto che c'è salvezza, una vita nuova per ciascuno di noi e per tutti. Nessuno è escluso da attuare questo invito, questo comando, e sentiamoci tutti coinvolti in prima persona, in qualsiasi momento della nostra storia personale, che sia un momento di gioia, che sia un momento di dolore, anche in qualsiasi momento particolare siamo chiamati a vivere questo, ad andare. Anche in un insuccesso possiamo andare e proclamare. Un'altra sottolineatura bella per il Vangelo di oggi, quando dice: si partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva. E il Signore agisce con noi. Non siamo mai soli in questo, perché proprio il Signore ci è accanto e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Questa annotazione del Vangelo è bellissima perché ci dà consolazione. Ci testimonia che il Signore è presente nel mondo e nella nostra vita personale e comunitaria, di ogni discepolo e missionario, quando agisce e cammina nel nome del Signore. Il Signore Gesù agisce purificando, completando e moltiplicando il bene che scegliamo di vivere e di fare. E oggi, che è proprio la festa anche di San Marco, anche lui ci è testimone di questo. È andato, prima accompagnò San Paolo nel suo apostolato e poi seguì i passi di San Pietro
in modo semplice e immediato e immerso nella sua vita personale e ci ha lasciato il suo Vangelo raccontandoci ciò che aveva visto e sentito. Un meraviglioso poliedro è quindi la Chiesa di Gesù Cristo quando cammina e proclama che c'è salvezza per tutti. Vogliamo concludere questo nostro incontro di oggi ancora pregando insieme la preghiera per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Padre buono, datore della vita, il creato, il tempo, la storia ci parlano di te, del tuo amore, della tua passione per ognuno di noi. A te che ci hai chiamati fin dal seno materno, seminando in noi desideri grandi di felicità e di pienezza, chiediamo, manda il tuo Spirito a illuminare gli occhi del nostro cuore, perché possiamo riconoscere e valorizzare tutto il bene che hai regalato nella nostra vita. Fa che ci lasciamo attraversare dalla tua luce, perché dalla tua Chiesa si riverbino i colori della tua bellezza e ognuno di noi, rispondendo alla propria vocazione, partecipi dell'opera meravigliosa e multiforme che vuoi compiere nella storia. Te lo chiediamo in Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata e ci vediamo domani. Buona giornata.